Allora, Michele Brombin, Sunia, Sindacato degli Inquilini, Sì. situazione delle locazioni. Sappiamo delle locazioni commerciali è una situazione molto difficile per coloro che hanno dovuto tener chiuso fino al 18, i negozi per lo più sono chiusi, dovendo pagare l'affitto, eccetera, hanno grosse difficoltà. Per quel che riguarda le famiglie, tenendo conto che le famiglie è fatta di persone, chi non ha lavorato o in cassa integrazione ha avuto problemi, eccetera, o ha preso soltanto i famosi 600 euro, non è che stia sorridendo, no? No, sia i commercianti, gli artigiani, le famiglie in affitto sono tutte preoccupate perché non riescono a pagare. E noi siamo anche rammaricati, diciamo così, un po' arrabbiati per il fatto che con il decreto che è stato fatto del rilancio Italia l'altro giorno probabilmente si sono dimenticati di completare tutti gli interventi che avevamo indicato, che sono necessari perché altrimenti c'è il rischio che nei prossimi mesi sia i commercianti, gli artigiani, ma anche le famiglie, quindi le persone che lavorano, gli studenti, rischiano di trovarsi con lo sfratto per morosità. Che indicazioni avevate dato voi che dicevano non sono state seguite? Ma noi ancora a marzo avevamo anche scritto, allora noi abbiamo scritto al governo dicendo che c'era la necessità intanto di rifinanziare il fondo, avevamo indicato 300 milioni, poi c'è stato la- la riunione delle regioni che indicò la necessità di 450 milioni per far fronte alle emergenze e quindi vi dico a livello nazionale. E in questo decreto ne hanno messi solo 140, ma oltre a questo poi, che è una cosa importantissima secondo noi, è che non si è pensato di intervenire sulle agevolazioni fiscali. Noi abbiamo insistito parecchio sul fatto che i contratti che sono in corso bisogna andare a rivedere, ci sono profili economici che non possono essere supportati, a maggior ragione poi se pensiamo che con la crisi economica che sarà nei prossimi mesi diventerà ingestibile e per fare la rinegoziazione dei contratti abbiamo indicato tutta una serie di interventi che si possono fare di agevolazioni fiscali. Penso per esempio per il proprietario che affitta la riduzione, la riduzione, togliere l'IMU per esempio, o la cedolare secca invece che al 10, adesso non voglio entrare nelle tecniche delle agevolazioni fiscali, ma insomma adesso c'è la cedolare secca al 10%, ridurla a zero per esempio, darebbe la possibilità a noi che seguiamo gli inquilini e alle organizzazioni della proprietà che seguono i proprietari di andare a rivedere l'affitto che è stato stipulato nel contratto di locazione. Su questo noi abbiamo anche mandato alla giunta regionale, alla Lazzarin, a Mercato, abbiamo mandato anche un documento di buone pratiche, di intenti, dove sindacati degli inquilini e sindacati dei proprietari davano questa indicazione, dicevano che erano disponibili in questo documento a mettersi in gioco e quindi vedere se era possibile fare la rinegoziazione degli affitti e degli accordi territoriali. Naturalmente questo è possibile farlo se le istituzioni ci danno una mano. Chiedevamo alla Regione Veneto di mettere risorse sul fondo, di aggiungere risorse sul fondo, perché quelle che sono state messe sono insufficienti, oltre a quelle dello Stato che arriveranno, e poi di iniziare a ragionare per creare un fondo che serva ai comuni, perché se ai comuni chiediamo di togliere l'IMU, noi sappiamo che l'IMU è la stampella, diciamo, del Sì. bilancio dei comuni, quindi diventa a chiedere di azzerarlo, però se c'è un fondo che aiuta i comuni, magari con questi si riesce anche a fare un ragionamento di questo tipo. L'altra cosa che chiedevamo era quella di creare un altro fondo per assicurare i proprietari. Ci sono nel Veneto tantissimi alloggi che sono tenuti chiusi
perché giustamente i proprietari dicono noi non ci fidiamo ad affittarlo perché dopo dobbiamo adoperarci a fare gli sfratti per morosità, quindi non vogliamo entrare in quel meccanismo che è lungo, è certo. brutto, nel senso che bisogna intervenire anche per fare l'esecuzione dello sfratto, e mettendo dei soldi a garanzia della locazione, anche questo potrebbe essere un criterio per affrontare l'emergenza. Cioè l'emergenza non può essere solo metto dei soldi in un fondo e pago intanto gli affitti che le persone non riescono a pagare. Anche perché se si vanno a vedere i soldi che ci sono adesso, massimo che si arriva, ma qui dipende da quante domande vogliamo considerare, e anche qui c'è tutto un discorso da fare per quanto riguarda le domande, perché a livello regionale, allora facendo un attimo un ragionamento sul fondo e sulle risorse che ci sono, allora con il fondo che dovrebbe essere, da quello che ho sentito, il lunedì hanno iniziato a predisporre una delibera della giunta regionale per distribuire le risorse che erano già arrivate, che fanno parte diciamo del fondo morosità incolpevoli, del fondo sostegno all'affitto del 2019 e parte che erano già state finanziate un mesetto fa circa con il fondo sostegno affitto del 2020, con i riparti poi che vengono fatti tra le regioni. Alla Regione Veneto, insomma, metti insieme tutti questi valori, arriveranno sui 12 milioni. Questi 12 milioni poi devono essere distribuiti tra tutti quelli che fanno domanda. E poi vediamo anche le domande come vengono fatte, che sono lunghissime, poi magari se riesco a raccontare di questo, che è importante anche questo aspetto qua. Se noi andiamo a vedere nel passato, quindi nel passato tornando indietro grosso modo 2007, 8, 9, no? Quel periodo di Sì. crisi che abbiamo affrontato, si vedono che le domande presentate sono intorno ai 35.000 domande. Se arrivo a qualche anno fa, vado a fare il confronto con qualche anno fa, vedo che le domande si sono ridotte a 5.500 grosso modo. Quindi non è che rispetto all'ora e arrivando ad oggi sono calate le persone che hanno la necessità, non è così, è soltanto che hanno messo tutta una serie di paletti che diciamo escludono tantissime famiglie. L'altro esempio importante per capire, visto che si parla di accelerare nell'erogare l'aiuto economico, per esempio il fondo per aiutare a pagare l'affitto del 2019, che erano pochi 10 milioni a livello nazionale, che poi nel Veneto sono arrivati 723.000, ma faccio l'esempio di quello perché serve capire, lo Stato approva lo stanziamento di queste risorse a maggio-giugno. A novembre la giunta regionale fa la delibera per distribuire queste risorse ai comuni. A febbraio, ancora prima dell'emergenza sanitaria, i comuni ancora dovevano fare il bando, perché tutto questo tempo. Quindi anche questa cosa, il tempo per erogare il contributo è troppo lungo. Al governo avevamo chiesto di intervenire e modificare le disposizioni che sono abbastanza vecchie per fare in modo che le regioni possano semplificare di molto il passaggio delle risorse ai comuni. E i comuni devono avere ampio margine per intervenire con i cittadini che hanno bisogno di queste risorse. E quindi abbiamo proposto un bando aperto, quindi faccio la domanda adesso, lo posso integrare dopo, con l'autocertificazione, e poi andrò a verificare successivamente se quello che mi è stato certificato è corretto oppure no. Questo perché? Per evitare che poi si innescano gli sfratti per morosità. La rinegoziazione è un altro strumento che bisogna mettere in piedi, perché non lo dico io, ma lo dicono anche fior di economisti, insomma, che la ripresa sarà lunga, no? E se la ripresa sarà lunga, pensare che devo mettere dei soldi per pagare degli affitti che sono abbastanza alti, fate conto che grosso modo mediamente siamo a 500-600 euro di canone nel privato, e che si porta via parecchio, no? Dello stipendio che uno prende, quindi penso alla cassa integrazione, Sì. cassa integrazione in deroga, il contributo che viene dato agli autonomi, cioè se lo mangia tutto l'affitto questo, e quindi è necessario andare a rivedere anche il profilo economico dei contratti che sono in essere, e attraverso questo dire benissimo, noi istituzioni, dico istituzioni, quindi penso al comune, regione e al governo, noi interveniamo se tu proprietario, siccome ti facciamo una serie di agevolazioni fiscali,
dall'altra parte tu però devi scendere di un tot del canone che chiedi. In questa maniera si va anche incontro agli inquilini che possono magari sopportare invece che le 500 euro, meglio le 300, insomma, o le 400 Quindi riducendo il euro, carico dipende. fiscale in capo al proprietario. È per forza di cose, questa è una strada, e tenga presente che questo non lo dico io, ma lo diciamo insieme, i sindacati degli inquilini e dei proprietari. Abbiamo anche diffuso questa cosa, ma la stampa non lo ha vista come Ma una perché cosa sostanzialmente importante. secondo me lo Stato non ha nessun interesse a farlo, perché lo Stato vuole quella sua parte, che non è poca cosa, di tasse che ricava da una parte e dall'altra, soprattutto dai proprietari, per cui tra l'IMU e appunto il discorso dell'IRPEF. Però c'è questa considerazione da fare, che noi l'abbiamo ripetuta ieri in un incontro anche con l'assessore qui a Padova, e abbiamo chiesto anche l'incontro con la Lazzarin, però per adesso la nostra richiesta è rimasta lettera morta, e c'è un aspetto che bisogna, se si innescano gli sfratti per morosità, bisognerà rispondere a queste famiglie, bisognerà trovare un posto a queste Sì, famiglie certo. oppure no. E quindi voglio dire, decidere di recuperare dei soldi, come diceva lei, perché devo introitare IMU, devo introitare cedolare quello che mi pagano sulla cedolare secca, non ha senso, perché poi ne devo spendere molti di più per affrontare l'emergenza abitativa. Però questi Ecco soldi della cedolare secca, dove c'è la cedolare secca, perché poi molti sono contratti invece con canoni ordinari, non vanno al comune in sé per sé, o se non una piccola quota perché vanno no, allo Stato centrale, tu lo versi con sì, la l'IRPEF, cedolare no? secca è una cosa che deve essere regolata Sì. dallo Stato, mentre invece l'IMU è regolata in parte dal Comune. Tenga presente che però quando faccio un contratto concordato ho anche la riduzione del 25% dell'IMU che è stata prevista allora dallo Stato, quindi io Stato posso dire a te Comune non ti ristoro l'IMU che perdi e la azzeriamo l'IMU, io Stato posso prevederla già a monte e dire azzeriamo l'IMU, io Stato ti do quello che perdi per quanto riguarda questi tipi di contratto, e in questa maniera a noi sindacati degli inquilini, per quanto riguarda me come inquilini, ma anche i sindacati dei proprietari, abbiamo maggiore spazio per vedere come far scendere l'affitto, che è una cosa importantissima, che poi all'affitto si aggiunge anche in certi stabili delle spese condominiali che sono veramente pesanti. Che lì però prescindono, perché comunque in buona parte anche se le paga il proprietario. Sì, una parte le paga il proprietario e una parte le paga, cioè quelle di competenza, insomma, no, Certo, attraverso il sì, sì. bilancio. Ma perché È una l'insieme parte che... delle cose in Italia c'è questo grosso problema degli immobili, che non c'è più convenienza, la cosiddetta casa di investimento che veniva data in affitto, anche begli immobili e tutto, perché i proprietari fanno due conti e dicono bah, mi conviene tenerla dall'inaffitto, tutto sommato ci vado qua, se ben che vada ci vado in pari, o a volte ci rimetto perché se ci sono lavori di ristrutturazione o cose importanti ci si rimette guardi, pure. sicuramente costa di più tenere l'appartamento chiuso, sicuramente costa di più. Tenga presente che in questo decreto, che è una cosa buona che è stato fatto, questo del rilancio Italia, c'è la possibilità di portare una buona percentuale in detrazione per quanto riguarda le ristrutturazioni. Io so di molti proprietari, perché noi seguiamo anche i proprietari diretti dell'alloggio, hanno la necessità di ristrutturare e lì avranno un buon risparmio fiscale, che addirittura se loro non possono portare in detrazione quel risparmio fiscale lo possono scaricare all'azienda, alla ditta che esegue i lavori, e anche questo è un aspetto importante. Assolutamente. Io la ringrazio, abbiamo un attimo la pubblicità, poi ritorniamo insieme con Rosanna e anche con lei per le ultime cose, gli ultimi aggiornamenti, tra poco.